E siamo arrivati alla quinta puntata di Panorama Sardo speciale estate e avviamo la trasmissione di oggi parlando di artigianato. È stato pubblicato l'ultimo report della CNA dove si parla dello stato di salute del settore. Superato un 2022 difficilissimo, 2023 discreto per quel che riguarda la parte finale, iniziano a intravedersi buone notizie per quel che riguarda quest'anno. Porco. Sì, le cose stanno come lei ha sintetizzato. 2023 abbiamo detto tra luce e ombre, un po' in chiaroscuro, con la seconda parte dell'anno che ha consentito, come dire, una ripresa più sostenuta dei vari indicatori economici, e un 2024 che tutti i dati ci dicono probabilmente con la conferma appunto dell'indagine contrassegnata da questa condizione, diciamo, di incertezza, ma anche di cauto ottimismo da parte delle imprese. È interessante, noi lo abbiamo fatto, andare un po' a scomporre i dati della rilevazione per tipologie dimensionali di imprese e per settori di attività. E cosa scopriamo e cosa viene fuori? Ma intanto si conferma il dato che le imprese più piccole, quelle appunto di piccolissima dimensione, sotto i 100.000 euro di fatturato, soffrono di più perché sono più deboli rispetto alla congiuntura avversa. Si comportano meglio le imprese che si collocano nella fascia da 100.000 a 500.000 euro e invece vanno davvero molto bene quelle che superano il volume d'affari di questo ambito, diciamo, dimensionale. Per quanto riguarda i settori di attività, molto bene il settore delle costruzioni, ancora meglio il settore del turismo, che nell'ultimo biennio si conferma il comparto che sostiene davvero l'economia regionale. Segnaliamo elementi di problematicità per il settore dei trasporti, in maniera un po' altalenante anche la manifattura, male in assoluto il settore commerciale. Abbiamo avuto un biennio contrassegnato dal fenomeno inflattivo che ha prodotto una restrizione e una caduta dei consumi. Ecco, la prospettiva è una prospettiva che si apre appunto all'insegna dell'incertezza. Sarà davvero molto importante capire come evolverà la situazione da un punto di vista della congiuntura internazionale, ma anche ovviamente dalle cose che a livello regionale saremo in grado di fare nei prossimi mesi. Vediamo alcuni dettagli del vostro report. Solamente il 16,5% delle aziende intervistate è disponibile a investire in questi mesi. Sì, questo dato è preoccupante, ma è un po' il risultato della situazione vissuta nell'ultimo biennio, per esempio per quanto riguarda il credito. Il rapporto ci segnala che c'è stata una restrizione del credito, un aumento dei tassi di interesse, e questo inevitabilmente ha prodotto un deterioramento complessivo delle condizioni generali, che poi sono quelle che consentono alle imprese di approvvigionarsi della liquidità che serve per mandare avanti l'azienda e anche ovviamente per sostenere gli investimenti. E un deterioramento che ha riguardato una parte significativa del campione, il 13,4%, e quindi con un peggioramento rispetto all'anno precedente. La percentuale era allora del 2,3%. Questo è il dato che più di tutti ovviamente influenza poi il discorso degli investimenti che lei richiamava. Nella media il campione ci dice che solo nel prossimo biennio solo il 16,5% delle imprese ha intenzione ovviamente di proporre di attivare degli investimenti. E questa percentuale sale al 44% per le imprese che superano, quindi quelle più strutturate, 500.000 euro di volume d'affari, e questo è appunto il dato che conferma quanto abbiamo detto poc'anzi. Altra curiosità, prezzi stabili nella media, ma un aumento dei costi di produzione elevatissimo.
Questo è l'altro dato, è un dato che riduce i margini da parte delle imprese, e una criticità che riguarda i costi generali, i costi di approvvigionamento e quindi i costi di produzione. E poi il campione ci segnala che rimangono molto alte le preoccupazioni delle imprese per quanto riguarda i costi della burocrazia e anche i costi relativi alla pressione fiscale. Sono elementi che incidono e che quindi hanno un loro effetto, un loro peso per quanto riguarda appunto la competitività delle imprese e la capacità che loro hanno appunto di sostenersi in un mercato che è sempre più competitivo. Ed eccoci al momento che ci porta all'attualità, quello delle rinnovabili. Voi confermate la vostra proposta che ormai ha quasi 2 anni, abbattimento del 50% per quel che riguarda l'impegno con le tasse delle imprese, con i pannelli fotovoltaici sui tetti delle aziende produttive. Sì, ci sembra questa una proposta quanto mai attuale. Il tema delle rinnovabili e dell'energia è ormai agli onori della cronaca, nel senso che è atteso un piano energetico regionale, siamo di fronte a una ondata, diciamo, speculativa che vede il territorio della Sardegna praticamente invaso da tentativi di insediamento che appunto riguardano l'eolico, riguardano il fotovoltaico, spesso anche un sistema che è senza regole e quindi che vede appunto comuni e territori alla mercé appunto di investimenti che non sono pianificati, non sono controllati e quindi non rientrano neanche in un ambito così come sarebbe necessario di una regia, diciamo, pianificata. La nostra proposta muove appunto nel senso di poter offrire un contributo sul versante delle rinnovabili spingendo sull'autoproduzione e quindi cosa significa questo? Significa poter anche evitare questi effetti speculativi e fare in modo che il tema dell'energia si affermi anche con una prospettiva di redistribuzione, diciamo, della ricchezza che questi asset comportano e lo si faccia in una maniera più diffusa, che quindi riguardi anche i cittadini e le imprese. La nostra proposta, quella che lei ricordava, la richiamo, propone, chiede alla Regione di investire nel prossimo triennio e quindi di impegnarsi in una proposta, diciamo, di legge che impegni circa 75 milioni di euro nel triennio. Questo consentirebbe alle imprese di poter dislocare, per esempio sui propri capannoni, un impianto fotovoltaico medio di 48 kW con una riduzione per impresa del proprio consumo nell'ordine del 22%. In questo modo si darebbe un contributo significativo a livello di tessuto produttivo isolano, il 6,5% della potenza installata delle rinnovabili, con 5,5% appunto di incremento. Questo comporterebbe anche un contributo significativo a livello appunto regionale in termini di contributo energetico e quindi noi ci attendiamo che nelle prossime settimane questa misura venga ovviamente discussa e resa davvero operativa. E siamo alle conclusioni. Porco, cosa dobbiamo aspettarci dal dopo estate? Come investirà un forte impegno finanziario la Regione, assestamento di bilancio ma anche decisione della Corte dei Conti per quei fondi che erano rimasti dalla precedente gestione, quella della Giunta Solinas. Sì, questa è la partita. In questi mesi si giocherà una fase che è tutta un po' dettata dall'emergenza, con una prima manovrina di assestamento che in questi giorni andrà in Consiglio regionale. Ci sarà a settembre, dopo la parifica della Corte dei Conti, un'ulteriore manovra di assestamento nell'ordine di 530 milioni per l'utilizzo delle risorse, degli avanzi di amministrazione. Superata questa fase, chiamiamola così, di emergenza, entriamo in una fase nuova e quindi il governo regionale dovrà dettare le linee di pianificazione, di programmazione nel piano regionale di sviluppo,
nel piano energetico regionale, nel documento di programmazione economica e quindi le linee di indirizzo del prossimo triennio. La scommessa si gioca tutte sulla capacità di allocare in maniera virtuosa, con effetti e con ricadute positive occupazionali ed economiche sull'economia della Sardegna nei prossimi anni.